Caro Don Carlo, lei che è il suo confessore ci deve aiutare. Ma lo sa che mia madre si è innamorata ed è scappata di casa. E allora? Ma come allora, scusi? Io le dico che una donna di 65 anni scappa di casa con un uomo e lei dice allora. E io che dovrei dire? Ma come che dovrei dire? Ma scusi, ma una persona di 65 anni che si comporta come ne avesse 16, ma le pare normale, scusi? Oscar, 16 o 65 è la stessa cosa. Il tempo è una convenzione. Serve solo a sapere che ora è. Ma scusi, lei ha presente mia madre? Certo che l'ho presente. E così occhio e croce mi sembra pure più giovane di te. Perché vedi, Oscar, una tartaruga vive 100 anni. Un topo vive 3 anni. In Cina c'è una farfalla che vive solo un'ora. Come dice il poeta, un'ora vive la gialla farfalla e tempo ha che le basta. Prendimi la storia. Ora tu hai una farfalla che vive solo un'ora. Non è che ci puoi dire, uè, aspetti 5 minuti che mo vengo. Ma cosa c'entrano le farfalle adesso? C'entrano. Perché chi è che si innamora? Il corpo o l'anima di tua madre? Anima. E per un'anima che ha da vivere tutta un'eternità. Che vuoi che siano 65 anni? Un istante. Allora, secondo lei, mia madre è tornata adolescente? No, signore, non è tornata adolescente. È adolescente. Vedi, figlio mio, esiste un tempo esterno ed un tempo interno. Il tempo esterno è quello degli orologi, quello dei calendari, ed è uguale per tutti. Il tempo interno, invece, è un fatto personale, nostro. È come il colore degli occhi, come il colore dei capelli, capisci? Ci appartiene ed è diverso da persona a persona. Ecco perché ci sono delle persone che magari hanno 50 anni, 60, 70 anni e hanno l'impressione di averne 20. La verità è che non si tratta di un'impressione, veramente ne hanno 20. Mi scusi, Sam, ma queste sono soltanto parole. Quello che mi meraviglia è che proprio lei, che è un uomo di chiesa, possa giustificare la fuga di 2 amanti. Vabbè, amanti, non esageriamo. Sì, amanti. Mi vergogno a dirlo perché si tratta di mia madre, ma... Caro Don Carlo, non ci sono dubbi. Mia madre ha un amante. Il guai, Oscar, che tu la cosa la vivi solo in termini sessuali. L'amore, invece, è un sentimento complesso. È un insieme di tante cose. È conforto, è tenerezza, è sostegno morale. Sì, ma è anche occasione di peccato, o no? Sì, peccato. Sai, parola che è questa, il peccato. Per me, per esempio, il peccato maggiore è l'egoismo, che guarda caso è l'incontrario dell'amore. Per esempio, è peccato per una persona di 65 anni vivere solo per comprarsi CCT. Eppure non puoi sapere quanta gente c'è che lo fa e non se lo viene nemmeno a confessare.